36enne di Motta di Livenza rischia la vita a Bibbione, accoltellato da un 25enne dopo essere intervenuto a difesa di una ragazza schiaffeggiata in pubblico. I fendenti sarebbero stati attutiti dal giubbotto della moto. Ancora violenza in centro storico a Venezia, stavolta tra bande di tunisini, l'aggressione alle zattere, a terra rimangono 2 feriti, il regolamento di conti tra 2 famiglie, la paura dei residenti. Dopo un anno di amministrazione straordinaria, un'avvertenza di 4 anni, la Speedline di Santa Maria di Sala riparte con il gruppo Sigit che si aggiudica la gara internazionale. Il Teatro Stabile del Veneto chiude la stagione con numeri record, oltre 200.000 presenze, 6.350 abbonamenti. La fondazione punta ora su inclusione e giovani. Depositate a Ca' Farsetti le 2.827 firme dei comitati mobilitati in difesa del distretto sanitario Giustinian, chiesta più offerta sanitaria con una casa di comunità aperta 24 ore su 24. Caso una bomber e polemiche dopo le parole di Ezio Zernar, ieri a Ring, questa sera nello studio con Ferdinando Avarino, l'avvocato Maurizio Paniz, difensore di Elvo Zornitta. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, perché ha rischiato la vita il 36enne trevigiano che a Bibbione è stato accoltellato da un 25enne dopo essere intervenuto a difesa di una ragazza schiaffeggiata in pubblico. Il trevigiano è ancora molto provato, i suoi amici dicono sia stato un eroe. Purtroppo è molto provato dall'accaduto, oltre che fisicamente, dai fendenti, anche psicologicamente. Lui anche in questa circostanza si è dimostrato un ragazzo di grande cuore, un vero e proprio eroe. Non ha dubbi sulla natura di quel gesto Eric Anzanello, amico del 36enne di Motta di Livenza che a Bibbione non ha esitato nemmeno un secondo a prendere le difese di una ragazza in difficoltà, schiaffeggiata in strada dal compagno, un 25enne residente nel Vicentino. Siamo in via Puccini, il 36enne mottense sta cenando con alcuni amici, tutti reduci da un motoraduno nella vicina Lignano. Nessuno si volta dall'altra parte, il gruppo raggiunge la coppia, ma il 25enne anziché calmarsi diventa una furia e colpisce in particolare il trevigiano. 5 fendenti non indifferenti, so che è stato colpito anche alla testa, su una mano, quindi una colluttazione rapida ma feroce, chiamiamola così. L'aggressore scappa per presentarsi dai carabinieri il giorno dopo, mentre il 36enne resta ferito, insanguinato in strada. A fare la differenza potrebbe essere stata la giubba da moto. Chi ha permesso di salvarsi la vita, anche perché un fendente mi sembra che lo ha raggiunto poco sotto il cuore, quindi l'epilogo poteva essere tragico. La mobilitazione ha riguardato anche il personale del locale dove i motociclisti stavano cenando, la pizzeria Bergamo. Anche qui nessuno si è tirato indietro, compreso il figlio della titolare. Sono arrivati sti ragazzi, avevano il sangue, li abbiamo recuperati, abbiamo cercato di tamponare, pensavo che fosse solo un piccolo taglio, che in effettiva non era piccolo, e l'ho portato in pronto soccorso. Solo in ospedale ci si rende conto pienamente che quelle 5 ferite, fortunatamente non letali, sono state provocate da un'arma da taglio. È stato miracolato, perché se non aveva qualcuno in più tra le parti credo che ci sia stato molto di più di quello che era. Quando vedi una ragazza che dice smettila o che chiama aiuto, cosa fai? Guardi? A questo punto Anzanello, consigliere comunale a Mansuè, chiede per l'amico un riconoscimento pubblico. Un premio che sarebbe meritatissimo per il suo coraggio, perché ha messo a repentaglio la sua vita per salvare la vita di questa ragazza, o perlomeno il pericolo di vita. Dal litorale a Venezia, centro storico, ancora violenza alle zattere. Sangue, aggressioni, 2 feriti a colpi di macete e una città che ha paura. Ennesimo episodio di violenza nel centro storico di Venezia. Stavolta avvenuto alle Zattere, una zona che vede una forte presenza di turisti durante il giorno, ma anche molti residenti di tutte le età. Tra chi vive e lavora qui, poca voglia di parlare, c'è chi conosce di vista queste famiglie. 2 cittadine tunisini, infatti, sono rimasti feriti, uno in maniera lieve e uno più grave, con ferite, tagli e 15 giorni di prognosi durante uno scontro tra 2 bande di nordafricani che hanno usato armi bianche, spray e peperoncino. E non sarebbe il primo caso che coinvolge tunisini appartenenti a 2 distinte famiglie, come rileva la polizia, che sta indagando sull'episodio, una sorta di faida che rischia di innescare una violenza sempre più
forte. Preoccupazione ce n'è certamente, perché questi ultimi episodi sono veramente gravi noi abbiamo il polso della situazione, perché Venezia è una città che vive intorno alle comunità di vicinato, per cui tra di noi ci parliamo e sappiamo cosa succede, se ci sono movimenti strani, quindi siamo preoccupati. I 2 feriti si sono presentati al commissariato denunciando di essere stati aggrediti dai rivali a colpi di arma da taglio, senza però fornire particolari sulle cause dello scontro. I 2 erano appena usciti dall'ospedale dove erano stati medicati e secondo la questura la tensione tra le 2 famiglie è da inquadrare nel controllo in città di traffici illeciti, una situazione che i residenti chiedono di affrontare con la repressione, con iniziative sociali e sfruttando la forza della comunità che vuole reagire. Farci coraggio e nutrire il senso di appartenenza. In questo senso fondamentale, importante, sarebbe la figura del vigile di quartiere. Noi sappiamo dove nascondono la droga, sappiamo dove si incontrano, lo sappiamo, avremmo bisogno di dirlo a qualcuno, di qualcuno che ci ascolti. Capiamo che la polizia è oberata da tanto lavoro, ecco che la figura di un vigile di quartiere, come uno di noi, uno della comunità, potrebbe fare la differenza. La cronaca ci porta ora a Chioggia. È entrato in casa minacciando i familiari di dargli soldi per poter acquistare la droga, violando il divieto di avvicinamento disposto dal questore. Il fatto si è svolto in un'abitazione clodiense dove sono intervenuti gli agenti della polizia prima che l'uomo diventasse violento. Gli agenti lo hanno infatti immobilizzato e arrestato. Si trova ora in carcere a Venezia in attesa dell'applicazione del braccialetto elettronico. La cronaca sindacale a Santa Maria di Sala. Ci sono buone notizie per Speedline. L'assegnazione dopo diversi controlli, verifiche da parte sia del Mimit ma anche dalla stessa tria di commissari, primo fra tutti il commissario Castro che ha fatto veramente un lavoro eccezionale, insomma, ci dà buonissime speranze sul fatto che insomma, le intenzioni come detto siano veramente buone. Dopo un anno di amministrazione straordinaria e un'avvertenza di 4 anni, la Speedline di Santa Maria di Sala riparte con il gruppo Sigit attivo nella progettazione e produzione di componenti in materiale termoplastico, gomma e alluminio per il settore automotive, che ha vinto la gara internazionale per l'aggiudicazione dell'azienda. L'ha comunicato il Ministero delle Imprese e Made in Italy. Soddisfatti i sindacati? Il fatto che sia stata sancita la Sigit, che questo era stata una lieta sorpresa, ci rende particolarmente contenti perché riteniamo che sia un gruppo intanto italiano, un gruppo industriale serio e che immaginiamo voglia fare le cose fatte per bene. Passata dalla proprietà del gruppo tedesco Ronal a quella del fondo callista, Speedline rischiava la chiusura per movimenti poco trasparenti dei nuovi proprietari, ma stavolta anche grazie a un'azione solida della politica con 3 commissari a gestire l'azienda, ribadiscono anche i sindacati, lo stabilimento è stato salvato. Adesso ci aspetta chiaramente una lunga e difficile probabilmente trattativa sindacale dove insomma cercheremo di trovare una sintesi e poter dare la possibilità a Speedline di poter resistere e continuare e che ci sia un vero e proprio rilancio, anche perché i lavoratori negli ultimi tempi sono sempre più stremati soprattutto anche a livello economico, perché qui ormai 3-4 giorni al mese lavorare, insomma 3-4 giorni al mese è veramente una cosa difficile sotto l'aspetto economico, pertanto insomma ci si aspetta che ci sia sto rilancio nel più breve tempo possibile. Elezioni comunali a Venezia, manca davvero poco, intanto all'M9 a Mestre arriva a sostegno di Andrea Martella, il leader del Movimento 5 Stelle Conte. È un'investitura piena quella di Giuseppe Conte per la candidatura a sindaco di Venezia di Andrea Martella. L'ex presidente del Consiglio e presidente del Movimento 5 Stelle ha parlato a Mestre in un chiostro dell'M9 gremito. Noi le scelte le facciamo coi cittadini. Andrea Martella ha lavorato con me come sottosegretario, ci conosciamo bene e garanzia che ritornerà ovviamente una politica seria, responsabile, aperta al confronto dei cittadini per cercare di operare scelte rispetto ai bisogni della comunità locale, non di gruppi imprenditoriali, non di grandi gruppi che vengono qui a speculare.
Martella sottolinea la forte connotazione al cambiamento del programma politico che il centro-sinistra presenta per il Comune di Venezia. Bisogna cambiare, al centro del nostro progetto ci sono politiche per il lavoro, per la casa, per la sicurezza, per i giovani. Solo così è possibile dare un futuro alla città. Di svolta necessaria parla Giuseppe Conte. 11 anni di gestione da parte della giunta uscente ha soppresso quelli che erano addirittura gli spazi di democrazia a livello municipale, a livello di processi decisionali. Quindi dobbiamo assolutamente restituire piena dimensione partecipativa alla politica e rivedere ovviamente le scelte che sono state fatte. Conte e Martella rivendicano poi il lavoro svolto per Venezia dal governo, compresi temi di cui in campagna elettorale si sta appropriando la destra. La destra può solo fare qualche annuncio, in realtà ha fatto ben poco, e anche quello che dice di aver fatto non l'ha fatto, come la ZLS, che come ho ricordato oggi davanti a chi era Presidente del Consiglio fu una scelta fatta nel 2020, e così tante altre cose che riguardano la legge speciale, che riguardano la salvaguardia della città, il futuro statuto speciale, sono cose che abbiamo al centro del nostro programma. L'alleanza politica del centro-sinistra a Venezia presuppone ad un consolidamento della coalizione anche a livello nazionale? Conte è ottimista verso un accordo che sta crescendo sulla base dei programmi. Abbiamo già una base programmatica, adesso stiamo facendo, ciascuna forza politica sta alimentando questa base programmatica. Dalla casa alla sicurezza, a pochi giorni dal voto, parla anche Pierangelo Del Zotto, candidato di Prima il Veneto. La casa, la salute e il lavoro, che a Venezia sono 3 argomenti che mancano, e poi soprattutto noi chiediamo la sicurezza per i nostri cittadini. A pochi giorni dal voto in cui i veneziani saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco, Pierangelo Del Zotto, candidato di Prima il Veneto, non ha dubbi su quali siano i punti di cui ha bisogno la città per un cambio di rotta. Metterei sul mercato tutti i 2500 appartamenti che il comune possiede, di cui è proprietario, perché un comune non deve avere come mission quella di essere proprietario di appartamenti, li deve mettere tutti sul mercato. Per quanto riguarda la sicurezza, il comandante dei vigili urbani della polizia locale ha detto che sono in 500, io non li vedo per strada in 500, bisogna sburocratizzare il corpo della polizia locale, bisogna alleggerire il mansionario, bisogna sguinzagliare sul territorio. Il turismo va regolamentato, l'escursionismo va combattuto a fondo. Per Del Zotto il nuovo sindaco dovrebbe conoscere profondamente la città e soprattutto le sue criticità, dalla laguna alla terraferma. Io non sono nato a Marcon, io non sono nato a Milano, io sono veneziano. Io ci sono da decine di anni, ho visto Venezia trasformarsi nel tempo e adesso per venire qua mi sono beccato una giornata di sciopero abitando il Lido, ho fatto il traghetto Lido-Venezia fino a Piazza San Marco, poi a piedi fino a Piazzale Roma, in mezzo a decine di migliaia di escursionisti che giravano, vagavano per Venezia senza meta, impedendo a me cittadino di venire qua per tempo. Infine conclude. Siamo l'unica lista che ha all'interno di 36 nominativi 18 uomini e 18 donne. Quindi noi superiamo il problema del genere perché abbiamo una lista estremamente equilibrata. Io non mi rivolgo a coloro che da anni votano a destra, non mi rivolgo a coloro che da anni votano a sinistra, mi rivolgo a coloro che da decenni non votano perché sfiduciati dalla politica e dalla cattiva amministrazione. Io mi rivolgo a questi cittadini, uomini e donne, che non votano da 10, da 20, da 30 anni, facendo presente loro che noi siamo quelli che potrebbero cambiare la sorte della città. La pagina culturale con il Teatro Stabile del Veneto che chiude la stagione con numeri davvero da record. Quando si parla di cultura si parla anche di integrazione, la cultura aiuta l'integrazione, è innegabile. Altra cosa è chi rifiuta di integrarsi, credo questo sia un altro aspetto su cui bisognerebbe fare anche attenzione, forse su questo dobbiamo interrogarci. D'altra parte le istituzioni hanno il compito di utilizzare tutti gli strumenti possibili per garantire appunto una migliore integrazione possibile. Il pensiero va ai fatti di Modena, quello del presidente Stefani durante la conferenza di presentazione del rapporto di fine stagione del Teatro Stabile Veneto, momento in cui, nonostante i dati più che positivi, la priorità per poter competere nella contemporaneità è l'internazionalizzazione che va di pari passo con l'accesso alla cultura e all'integrazione. E noi vogliamo
incrementare anche le risorse in questo senso, però dobbiamo puntare su alcune linee guida fondamentali: l'attenzione ai giovani, l'attenzione all'inclusione, l'attenzione alla formazione, anche sviluppando nuove tecnologie, e l'internazionalizzazione. Vogliamo che la cultura del nostro territorio possa essere anche oggetto di internazionalizzazione. Così tu porti gli attori, tu porti le tue idee, tu porti il mondo da cui provieni in giro per il mondo. Noi siamo gli emigranti del bello. Un teatro che chiude la stagione 25-26 con numeri record, oltre 200.000 presenze, 6.350 abbonamenti, più 56% in 3 anni, 300 scritturati tra artisti e tecnici, e che sempre più vuole aprirsi ai giovani, e per farlo, secondo il presidente, serve una rottura. Bisogna cambiare il linguaggio. Non è immaginabile che noi non abbiamo mai fatto, noi dico il mondo del teatro complessivamente, non ha mai fatto una riflessione su questo. Sto esortando chi fa la produzione del nostro teatro a frequentare tutti. Primo, devi essere curioso, secondo, devi essere libero di mente, terzo, devi avere la voglia di dire delle cose a chi viene dentro una sala di teatro. Sono state depositate a Cafarsetti le 2.827 firme in appoggio alla petizione per un'efficiente sanità di prossimità a Venezia da parte dei comitati che si sono nell'ultimo tempo mobilitati in difesa del distretto Giustinian e che chiedono che si potenzi e ampli l'offerta sanitaria del polo con la realizzazione di una casa di comunità aperta 24 ore su 24, petizione indirizzata al Consiglio Comunale di Venezia, al direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima e all'assessore alla sanità della Regione del Veneto. Inaugura domani all'M9 di Mestre alle 11 la mostra del centenario dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia, che racconta un secolo di idee, opere e responsabilità che hanno contribuito a costruire il territorio veneziano, dalla nascita dell'Ordine nel 1926 alle trasformazioni della Grande Venezia fino alle sfide della ricostruzione e dello sviluppo industriale. In anteprima assoluta verrà esposto il modello in scala del Mose, da cui poi è stato sviluppato il progetto. È tutto da Venezia, grazie per l'attenzione. Subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.